sempre finisci, scusa. Che serve comunque? Si finisce tutto il mirino e robe così. Ragazzi, questo è 200 costa. Troppo di contrabbando 2, che poi sarebbe questo? Hardware a conversione. Dai, va bene quello allora. Da questa, di quanto cambia il danno? Oddio, 20 punti. Riesco la silenziata per 19 punti di difesa. Lo so. Lo so. Certo non posso prendere un fucile a pompa. No. Aspetta, ricordo non c'era un mirino. Sicuramente meglio. Se proprio devo mettere una pistola non silenziata. Ah, ho scelto il cacciatore sbagliato. O forse. Oddio, cioè quello che potevo scegliere, se no. Allora, che devo mettere il cacciatore. Cioè questo sarebbe più adatto che cacciare. C'è un altro dentro come le di consumo quando saccheggi il giocatore per cassa di elementi. Metto il coso. Vediamo. Tir con mirino corto. Corpo a corpo ce l'ho qua. Tengo. Anche se il coltello è meglio comunque. Devo prendere un canno emozio. So di questo. Allora faccio così, no, prendo il coltello.
è più efficace. Di fuoco. Questo è più lento assolutamente. Ok. Ah. È un incendiario. Oh. Sogno. Ok. Sono boss. Parte. A caccia.
fa schifo, quello che faremo, che la sente. Grazie cane. Dove? La cura, questa è della cura di solito. Ah, cura cane. Cioè, ma se questo tizio qua c'è. Lontanissimo quest'altro. Legnetto schiacciato. Cazzo è che tossisce? Che cazzo che... I zombie non tossiscono, non penso, cazzo. C'è uno zombie tranquillo alla fine. No, che schifosa quella. Da vicino, cioè, penso che arriva ad attaccarmi alla fine. Cazzo. Dentro dobbiamo andare comunque. Vicino allo schifo, per forza. Ecco che... Preso. Non si capisce niente vicino a lei. Non si capisce. Guardi. Ma perché sono avvelenato? Stavolta gli sparo vaffanculo. Dallo schifo. Vabbè, ecco, cazzato. Guarda.
sbagliato il posizionamento delle armi. La puttana. Ok. No, di nuovo le falene. Ah, come cazzo si chiama? L'arnia. Eccola. Sono già tutti là. Andiamo. Guardali. Sì, li vedo. Ma di un secondo. Ma se ti piglio, gioia mia. Sai come piangi se ti piglio. Erano in due però forse, no? A chi sparano? Preso. Sono perso. Oh, qua dietro. Ne sono scappati. Sicuro. Sicuro. Non li vedo più, ma c'è lo stesso da stare attenti. Fuoco. Era prima? Saltare sto bidone per fare un po' di movimento.
Qualcuno è morto. Si è sentito proprio il rantolo di morte. Penso abbiano proseguito, sono andati avanti. E basta. Certo, qua la traversata è... Meglio fare il giro. Merda. Cazzo di corvi a rompere i coglioni. Vaffanculo. Saranno già sicuramente al boss molti. Cos'è sto rumore strano? Guarda, non è... Questi rumori... Qua dentro sono. Qua dentro sono. Forse mi hanno visto. Vado sparati dal buco. Io vedo passare. Sono dentro il mostro. Qua dentro il mostro. Ho visti passare proprio netti. Sta qua dentro. Ora sono per forza qua dentro. Però no, che sento più strano. Come che stanno attaccando a mani nude. Può essere che sono usciti. Sono sotto. Uno c'è morto.
Devo salire da qualche parte. Ma mi sa di no. No, al piano di sopra sono. Ora farina a guado così, non lo so. Prendere di sorpresa qua a doppietta. Non lo so. Sì, io sono qua dentro. Chiedo tutti gli altri dove cazzo sono. Dove altri? Non tanto sti due qua dentro, che vabbè sono qua dentro, ma tutti gli altri, un solo boss abbiamo alla fine. Non lo so, uno è morto. Oddio, l'ho pure potuto fessare, qua dentro. Tutti gli altri dove cazzo sono? Ok, le uscite dove sono? Quella più vicina sarebbe a nord. Non capisco se sti colpi del danno tipo che gli stanno facendo loro. Non so cosa. Qua c'è uno morto. No, ecco perché gli danno fuoco. Per non essere saccheggiati. Qua sopra sono. Quasi quasi che aspetto a sto punto. Scusa, loro dove cavolo sono? Non c'è nessuno qua dentro, non ci credo. Hanno tolto pochissima energia. Aspetta. Che cazzo è che ha tirato il fuoco? No, allora c'è qualcuno. Eccolo! Terzo colpo! Cavolo, sono scarico! Lo sapevo che erano qua dentro ancora. Maledetti. Dai, sono morti. Sono morti. Non ci credo che mi salvo. Cazzo, mi sono salvato. Qua c'è il fuoco. Bastardi sono nascosti qua dentro. Così impari, bastardo. Monti, monti, monti.
Ma secondo me ce n'è un altro ancora là dentro. Ce n'è un altro. Magari esce per salvare l'amico, non lo so. Sì, vedi, sta tirando cose. Vieni a salvare l'amico, non vieni a salvare l'amico. Vorrei che mi vede da qualche finestra, tipo, no? Lo dovessi sentire avvicinare. Ma là dentro c'è un altro. O erano due singoli nascosti, tipo. Là dentro c'è un altro. Non è questo quello che ho beccato là dentro, tipo nello scantinato chiuso, no? Cosa qua? Non possono essere saccheggiati. Ah, è l'altro. Che si sta rischiando, è messo qua così però. Veloce. Sono morto. Boom. No. Kit di pronto soccorso non consumabili. Ma cos'è sta cosa? Non manco cosa. Vabbè, quella era silenziata, ok. Non lo so, a sto punto non lo so. Fammi tolgo. A sto punto non lo so. Colpi. Penso fuori dall'edificio peraltro sti colpi sono. Punta a destra. So, non capisco come fa quello a stare nascosto là dentro tutto il tempo. Senza farsi beccare dal mostro. Poi strana sta cosa mia. Poi strana sta cosa mia. C'è un casino di gente nascosta, questo è poco ma sicuro. Cioè dei sopravvissuti per come. C'è un altro morto. C'è un altro morto, cazzo. Ci sta nessuno. Cazzo, è un altro morto. Chissà se me lo fa lottare o meno. Secondo che mi ammazzano. Allora, come si dice, quando l'icona è rosso vuol dire che là dentro c'è qualcuno. Ok. Cazzo, dalla finestra mi può vedere. Mi posso muovere adesso. Però dalle finestre sono scoperto, brutto coglione.
capisco dove viene, penso da questo lato. Stava venendo a salvare il suo amico. Stava venendo a salvare il suo amico. O a lottare o a salvare, ma penso a salvare più che altro. Secondo me. Ne starà dicendo tante proprio. Tante. Troppi oggetti per saccheggiare questo cacciatore. Che cavolo. Poi dopo vediamo. L'inventario come cazzo ci vado? Che non mi ricordo. Ah, così? Ah, perché ho già ste cose tipo. Non manco i soldi. Posso mettere a terra sta cosa? Non posso togliere niente dal mio armamentario. No? Strana sta cosa. Che armi c'hanno? Beh, questa sarebbe da rivendere. Devo togliermi le mie e non mi va. Armi se non ce ne sono. No, adesso è bianco. Adesso è bianco. Non c'è più nessuno. Dovrebbe significare che non c'è nessuno là dentro. Io non ho proiettili, però. Devo trovare proiettili qua per il cannemozzi. Bella merda. Andiamo, va. Troviamo sti cazzo di proiettili. Non posso saccheggiare. Sono loro. Per vedere se c'erano soldi. Che cazzo ne so. Ah, qua sono dentro pure. Cazzo. C'è un coso di veleno qua tipo. No, ma solo senza proiettili. No, no cazzo, da qua ah no. Solo senza proiettili. Se non trovo i proiettili qui non posso fare niente. Oddio, bombe, ordigni, queste robe qua, ma voglio i proiettili. No, nel seminterrato proviamo. Cassa. Sono due. Ci sono altri. Avanti, qualcosa l'abbiamo trovato. Scusa per quanto certo è passata una bella mezz'oretta. Il mostro è uno solo. Non lo so. E c'è di nuovo gente? No, è sempre bianco, è qua sopra. Non dovrebbero essere certe persone all'interno. Merda. Buoni.
È aperta. Da dove cazzo sono sceso però? Bella. Ho paura di qualche bastardo nascosto qua. Quindi possiamo pensare di affrontarlo comunque. Che abbiamo? Bomba a frammentazione, incendiaria, adesiva, candelotto cerato, insomma dobbiamo sapere quelle cose che mi servono. Dai, saliamo, vaffanculo. Altra cassa per i proiettili. Però siamo pieni. Io volevo risalire dal punto di prima. Sempre bianco, vado, fanculo. Dov'è? No, che cazzo ho fatto? Dai, Dio Cristo. Ah dai, ricaricati sto poco di energia che rientriamo. Penso di averlo preso con tutti e due i colpi, va. Ci sono casse comunque. Oh cazzo, pensavo come se ci fosse qualcun altro, perché... Ah, togli sto schifo, togli. Togli che schifo. No, l'ho bloccato. Non vedo un cazzo. Non ho permesso manco di caricare. Ultimi due colpi. Ah, ho tirato il colpo. Mi sto eliminando e sono pure nella merda. Devo uscire. Muoviti, 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 muoviti. Devo uscire a curarmi. Sta rendendo un po' più difficile sto bastardo dell'ultima volta. Va bene. Va bene, va bene, ma questa tienila. Non più proiettili, ma là dentro ho visto che c'erano delle casse. Certo, ora che mi servono non le trovo però. Porca puttana. Eccone una. Seconda. Sono dietro. Ora c'ho 4 colpi e basta. Dov'è sta stanza di merda?
davvero. E si ferma qua, faccio saltare tutto, veramente. Pure io salto. Aia. Sanguinando, cazzo. Uccide stavolta. Vai. Non sta un colpo. Che cazzo ho preso? Ho cambiato fucile. Ah, ok. Solo colpo. Cioè perlomeno con questo va. Scappa, 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 scappa. Non mi posso muovere, cavolo. Non ho capito perché. Non si stoppia, sono in due. Non ho capito questa cosa. Valgo. Prendi qui. Vabbè. No cazzo, potevo buttargli lo schifo. Ormai sto sanguinando come il pazzo, peraltro. Mi devo curare, non ho cure. Bella merda. Perché non ricarica che ho preso i proiettili? Non ricarica. Non sono i suoi proiettili. Non lo so. Se esco forse è meglio. Una piccola pausa. Trovo un po' di proiettili, dovrei trovarmi le cure più che altro. Oddio, ancora non penso ci siano ancora stronzi in giro, mi sa che sono rimasto l'ultimo. Sarebbe una bella partita se portassi la taglia a casa. Veramente bella. Solo 2 colpi. Non penso, però non voglio rischiare. Solo 2 colpi. Non ho cure, è quello il problema. Dove cazzo la trovo una cura qua vicino? Quando è rimasto? 18 minuti. Vabbè, il tempo ci sarebbe ancora. Accesso. Cani? Sono chiusi. Una cura. Che c'è qua dentro? Una cura. Vai. Proiettili sono sti 2 però. Chiuso da dentro. No. Non mi andare a camminare il tutto. Brutto bastardo. Proiettili, mi serve almeno altri 2. Tanto rientriamo questi 2 e poi vediamo. È chiusa pure, sì. L'ho ammazzato? L'ho ammazzato, vai! Questa è una bellissima partita se la porto a compimento, veramente. Qua c'erano proiettili. Uno, meglio di niente. Una bellissima partita se riesco. Veramente. Non penso ci siano altri cacciatori, dai, ci avrebbero provato, cioè sono messi lì fuori, hanno aspettato a me tutto sto tempo, nessuno si è rotto i coglioni, nessuno che poteva venirmi ad ammazzare, e chiudevamo lì, non ci credo. Sopra non ho visto bene, vediamo.
questo è un cacciatore. Ah, questo è sempre a fuoco. Ah, tutto bruciato. Piatti che non servono un cazzo. Non c'è niente. Ma lui dov'è? No. Posso dire che c'è gente. Vedo per tanto il potere, che cazzo me ne frega, vedo chi c'è. Stop, tranquillo. Buoni, soldi. Uscita. Sud-ovest andrei quasi. Cazzo, bella, 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 bella partita che sta, cazzo. Che non mi ammazzo. Vabbè, ora appena prendo la taglia, c'ho il potere. Si vedrà se c'è qualcuno. O meno. No, non ho più sentito. Merda. Non ho più sentito passi. Nessuno sparo. Penso che non ci sia nessuno, se no sono veramente dei cacciatori professionisti. Veramente. Vanno avanti. Ce n'è un altro in verità. Io sono singolo, non ne posso prendere tutte e due. Sfruttiamo bene un attimo sto potere perché sono solo 5 secondi. Da dentro dovrebbe funzionare, credo. Vedo nessuno. Rimangono 3 secondi. Vedo nessuno. A questo punto un po' guardo prima, perché me ne devo andare di fretta. Anche se ripeto, sono stato pure fuori. Forse è stato qualcuno, dai, non credo che... Non sentivo manco uno sparo. Quelli che c'erano li ho ammazzati. Cosa cazzo è? Io sono. Quelli che c'erano li ho ammazzati. Rimane una taglia, peccato. Gli ultimi 3 secondi me li devo tenere per quando sono vicino all'uscita. 12 minuti. Vediamo un attimo la mappa. Allora vado verso sud. Strade, robe. Ok, attraverso il fiume. Villaggio Cyprus devo andare. Oh, 3, 2, 1, via, si parte. Minchia, ma qua è tutto lago qua davanti, altro che strada.
essere appostati ovunque. Mamma mia, campo aperto. Pannocchie, pannocchie. Sto cagando addosso perché cazzo se non la porto a compimento è brutta perché è una bella partita questa, porca puttana. Dove cazzo di uscita sto andando, scusa? Quell'altra, ma perché ho sbagliato strada io, per questo ho beccato lago e tutte le stronzate di merda. Ormai vado a quella. Vorrei usare il potere ma me lo voglio tenere per quando sono là vicino. Ma devo costeggiare tutto il lago in poche parole. Meglio mettersi dal lato del muro. Meglio prendere il coltello, qua c'è un casino. Senza stamina. Va bene, va bene, va bene. Dai. Bastardo. Bastardo. Mamma mia che campo aperto. Tissimo. Mi faccio in testa mi ammazzo. Figurati qua. No, minchia c'è pure la cazzo. Non stai attento pure a sta situazione. No cazzo. Devo fare fuori per forza. Sparando. Darò il segnale. 2 sono, no, di qua me ne vado. No, avete cazzo. Siamo messi fermi qua così. Che zona brutta. Merda. Certo, tutti in difficoltà. Oh, ma che c'è? Tutte le difficoltà. Io non penso ci sia... Moria, magari... No, no, non è che dove si muore. Però... Tutte ci sono difficoltà. Ma quanto sono lontano? Vorrei usare il potere, cazzo. Sento anche... Falene da questo lato. Guarda che schifo. Dentro. Ok, che mi ha visto, no? Fammi passare, oh! Cazzo, no! Si è buggato! Dio Cristo, si è buggato! Vai! Buono! Ce l'ha fatta! Tanto da figure che ce l'hanno fatta, oh! A rompermi i coglioni!
No, non ci credo che devo morire di farene, ragazzi. Non ci credo. Cos'è qua? Altre. Non ci credo che devo morire di farene. No, sono morto. Non ci credo. Non ci credo, è assurdo. No, ancora taglia addosso, non ci credo. Da solo ero. Da solo ero. Potevo andare tranquillo, tranquillo. Ah. Vado. Che non mi ammazzano i giocatori, mi ammazza il gioco. Peccato, porco dio. Partita perfetta. Farene ovunque. Dio Cristo. Però miglioriamo, dai. Lo fa piacere. Peccato, peccato. Un sacco di punti facevo. Guarda, me ne potevo fare tutte di cecchino, ormai non c'era nessuno. Tutte di cecchino. Potevo usare il potere, insomma, per essere più sicuro. Me lo volevo portare fino alla fine. Inesperienza. Peccato. Mancava solo la fuga, ed era la partita perfetta. Cristo. Ho sbagliato la strada del ritorno, ho sbagliato l'uscita, ho sbagliato tutto. Alla fine, peccato. Porco, misericordioso. Preferisco, dai, è già pronto questo praticamente. Due colpi voglio. Oh, aspetta. Sta togli così non mi interessa. Oh, eh, dove cazzo è? Ci conservo un cazzo. Stamina. Ce la teniamo. Chiama porco dio, sto pensando ancora. Che tutte le cose che avevo pure. Tana la madonna. Vai.
Ci siamo. Qua? Ah no. Beh, bisogna che faccio danni. Con mappa. Torno. Forza che stai faccio più. Guarda, c'è qualcuno vicino. E questi voglio aspettare a casa stavolta. Devo cambiare tecnica. Dovrebbe diventare rosso appena si avvicina. Ma si avvicinerà, no? E darsi che stai per tenere solo tempo. Cioè, poi non ho capito se diventa rosso così o se diventa rosso quando muta via. Ah, sono vicinissimi, sono. Cazzo sanno che sono qua dentro. Stanno tirando le bombe. Adesso ancora non c'è un cazzo. Fate esplodere qualcosa, passo da lontano. Molto vicino. Poi non sento passi. Buono. Dentro. È diventato rosso. È diventato rosso. Ok. Capito? Entra, entra. Oh, madonna. Dai, dai. Ma me lo spieghi come non lo piglia? Ma me lo spieghi come non lo piglia? Ah, Dio, maledetto. Da
lontano, non è facile. Dovevo spostare. Mi sono fatto prendere un po' dal panico. Va bene, va bene, va bene. Allenamento. Va bene. Ho capito come funziona il discorso del... come cazzo si chiama? Che però è strano che non l'ho preso. Se dovevo... Siccome era lontano, dovevo mirare più di precisione. Diciamo. Peccato. Ma vabbè. Mi sono portato un morto a casa. Prendermi qualcosa da mangiare e torno.
Tanto che non gioco. Sto allenando molto di meno ultimamente, se devo dire la verità. Ho messo più, come dire, più a frutto quello che ho imparato. Zuffa. EA Sports. It's in the game. Charles Rivera scacciati Khabib. Vai. Vabbè, col kill, vai. Questo è meglio che devo giocare pure io. Vabbè. Straight ahead, a bantamweight tilt between Jose Aldo and TJ Dillashaw. Ready? You ready to fight? La agonistica è uscita, vabbè. All right, crowd getting excited as this fight gets underway, and you hate to call any fighter on the UFC roster a specialist, but on one side, you have the definite striker taking on a true five-tool player. And you see a guy in the striker who knows exactly who he is. He knows where the fight needs to be. He knows what he has to do in order to be successful. Let's see if he can keep his opponent off. There's a jab, then another. Well, he has certainly found the range and staying pretty busy here on the feet. He's being busy, but it's also the timing and the accuracy that's allowing him to land so Gli sto many lasciando attacks. troppa iniziativa. Oh, that's a good right hand. And both guys, oh! 20 fantastic strikes to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. Oh! No, Knee to the body. come cazzo si esce sto schifo. And he comes through with a big knee. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press it. He's got to go chase that finish down now.
good ground and pound fighter. This young man is as good as any you've ever seen. DC, it didn't take him long to find his range here tonight, huh? His timing is on point. 48 total strikes and counting, and now landed for the King of Rio, Jose Aldo on his feet. Oh, right in the mouth. Dillashaw gets back up, back into his comfort zone. That one was thrown to end the fight. Yep. Big kick land. Oh! Dude's hurt. Serve him up. Go get him. No, perché rimango scoperto dopo la pedata. Shot to the body. He told us he was going to achieve that. Mission accomplished. Mission accomplished. I mean, that's not getting much better than that. Bellissimo, sto giocando proprio male. Oh, he lands another strike to the body, really starting to connect on a lot of shots to the midsection, and these will take their toll as this fight goes into the latter rounds. Beautiful takedown to land. Oh, nicely done there as he escapes back to his feet. Dillashaw gets caught with that punch. His chin is held up thus far. Oh, a violent strike to the body. This could be the end. I mean, this fight is close to being stopped. That was a massive shot to the body. Vai. He's done. What a performance. I'm not sure if that's the way he drew it up, but a huge result for him here tonight as he gets the win by way of knockout. And that's about as good a one-strike finish as we've seen here in the UFC in recent memory. I'm not even sure the opponent saw it coming, so a big, big win for him here tonight. Let's get to the official decision. Giocato malissimo. Una merda. Veramente. What is perfect on me? I've been overworking for weeks. I go home and purchase some things that I know will not fill my needs. Have a dose of what I've achieved, then get lonesome and I critique who I am and what I believe make up standards too high to reach. Untrained animal off the leash, I'm in panic, but yet relieved. Brought your hammock to hang with me. Grab a hatchet, cut down your tree like a mannequin that can speak. What I have in store is unique. I just mop the floors with them cheese. I can't stop until things are clean. I'm an amateur's what you think, so you stand there in disbelief till I dislocate both your feet. That's what happens, you step to me. Not too graphic, but not PG. Lots of action in every scene. I'm kidnapping all of your dreams. Hold them hostage and watch them scream. Grab a side, I am what I advertise. Don't matter, you put it, we live, then we have to die. You might hate it, but you can't deny. See, everything that I've been doing got me looking like a mastermind. So game, but I vandalize it. I do what you non ho preso mai. my dreams and I find a better way that I can make it. I've been looking, think I'm trying to maximize it. These bullets form in my mind and come out my mouth. It. For anyone out there doubting, I acting mouthy. Forget what you heard about me. Quindi fighetto, ma... Vediamo per kill. Questo è un giocato di merda. That's a fact, no, that's a lie, no, I'm confusion. I got problems with the use of the head. Something, hope you like it. So precise, the flow and nice is so productive. Stop you whining. Back in style like I was vinyl. I make songs and they go viral. Something's off if I go idle. All right, coming up next, it's a flyweight tilt between TJ Dillashaw and Henry the Messenger Cejudo. The Messenger. Round one is underway between one of the more well-rounded fighters in this division against maybe the best grappler in this division. Going to be interesting to see how it plays out stylistically. Yeah, you would think that he would just avoid grappling at all costs because he seems to have a clear advantage on the feet. But we've seen guys fight with their egos before. Let's see how he approaches this matchup. Come? Io lo prendo con 4 diretti e cazzo abbiamo da mia, ma dai però. He deserves this moment. Go finish this fight. Oh, you can feel the breeze there. Swing and a miss by Cejudo. He continues to evolve as a striker. He got absolutely bludgeoned. That's as good a combination as we have seen out of him here tonight. The last time I saw a combination this good, it was Donald Cerrone beating up on Rick Story. Che fare? Oh. No, non attacca questo. Che fare, dai. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this one? Attacca, vai. Again, going back to the jab just out of range.
se ti piglio. Cejudo's hook shot there. Guarda se ti piglio Good, dopo. blocked by the defense. Se ti piglio dopo. Oh, and there's another leg kick for good measure. So doing a Ah, really sto good job with spammando that troppo. weapon here tonight. And Quel cavolo if di you're trying to cose, slow però. your opponent down, mission accomplished so far. When you can land that many leg kicks, Ah, ma you tutti start to coglioni. affect the movement. You start to affect the hand. Everything changes when you're blasting someone over and over and over with leg kicks, and you're starting to see the damage, not only in the legs, but in the facial expression of his opponent. Ah, che fai? Che yoga se ti cai. Looked like he might have landed there. Instead, a swing and a miss by Dillashaw. Just misses there with the left. Dillashaw gets hit by that leg kick. May not be a bad idea to start to check some of these. Big powerful punch lands. Now we get back to range. That is, oh man, this dude is good. Grande Robert. Effettivo. Dillashaw gets the tie clinch here. Look at how he turns his hip over when he throws that kick. So just over 20 total strikes have now landed for Henry Cejudo. Oh, stuffs the takedown without issue. Dillashaw gets caught with that punch. Look at how he turns his hip into that leg kick. Just misses with that one. Hey, stop! What are you doing out there? Let's shake it off. You need to do exactly what you do. All right, 5 minutes are done. Now we get to this second round. TJ Dillashaw versus Henry Cejudo. Oh, Sì, that'll guarda, ring the c'era bell. un guandone. Ha sincesso quello. Oh, Ha sincesso quello. Gondane. that strike blocked by Dillashaw. Oh, beautiful. Cioè, è incredibile, va. That punch right Te lo there. piglio in zicco io. Compromise, DC. It's one thing to land a hard shot. E mo sto It's di another shit. thing A chi sta mano a to spiegare? land a perfect shot. That was a perfect shot. Questo esperto. 36 total strikes have landed for Henry Cejudo. Accuracy rate in terms of strikes thrown and landed has dipped below 40%, 37% on the connection rate against TJ Dillashaw. Oh, bleeding from his cheek now. Damage done. All right, so he's landed some good shots tonight, but this is not a combo meal, right? No three-piece, no soda. It's one and done more often than not. John, don't you come to me without a combo. I want the whole platter. se ci vuole Give him dopo the un whole round, platter, young man. Put some ci punches vuole dopo un together. round. Make this guy take the whole thing. Give him more than one strike. You have now found the setup punch. The jab is landing consistently. Find something that's going to go behind it. All right, so a good job defensively by him here as he raises the guard and prevents any damage. Shades of James Ah, Cole. se ti piglio Always buono seeing poco. things coming at him. Such a great Sai che defensive scena che fight. fai se ti piglio buono poco? Ah, fino poco lo fai. We passed the midpoint here of the fight. His opponent in a lot of trouble now. That was Quando facciamo fottere al gol. every time Agora aspetta, bad. And this guy has the corner very bad. Agora aspetta. Nice job to raise the guard and block another strike there. He doesn't want the ringside Deve position succedere. anywhere near this octagon. Deve He has to succedere. understand. Big knee. Deve succedere. Back to the feet. Oh, he's hurt bad. Questo He's si guarda. hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down now. Trying to establish that jab once again. Dai. All right, so a good job by him here. He continues to block these shots. Seems to see them coming a mile away. He sees him coming a mile away. Ma come? Mi spiego come. Start looking to finish. Spiego come. He's got his opponent Cioè, very bad. qui ci faccio una cosa assurda e mi abbiamo da caire a me. What Assurda. a fight. A parte che ha vissuto a essere morto, gran bastardo, ha vissuto a essere già. Back to the feet. Out of range with that one.
Ah! Oh, he gets the takedown late Bene, in ma the lo round. buttare Very useful here da towards the quello tail end of the frame. Ah, Well, he's ai ai, mi fece fregare. Mi sono fatto fregare. Mi sono fatto fregare il 5 secondi. Ass. Goodness, what a fight. Again, the winner here was so aggressive with his onslaught. He wanted to make sure he kept the judges out of the equation. Mission accomplished on that front as he gets the TKO victory here tonight. Now we go inside the octagon. Bruce Buffer. Vedere stat. Che stat. Che fa sta figura piazzi in merda. Smoking non si cuoia. Apex Oven. Oh, ma compare brette c'è. È convinto che si gioca. Parco. Che buono questo scemo. Veramente c'ha cagato cazzo. Stai che caga. Se viene queste cose tossici. Nel suo profilo voglio andare. Voglio solo bloccare. Magari la minchia. Tutto magari la partita. Madre. All night when I'm rolling dirty. How many times you can play with death before you 30? But I'm chosen, so I'm rolling with 11 on my closest, on a mission to get rich like Danny Ocean. How we rolling all through traffic with this mob apparatus. These people want me in the casket, still I'm rolling. Cosa accetta? I'm still tongue coyotes in the road runners. Family, I'll leave your ass with no brothers. It ain't no love when you become a man with no mother. That's what it was. I used to get my ass beat just because I ran away and hit the trap. They couldn't make me budge. Junior year, my homie selling crack right off the bus. Knew that I wasn't turning back when I got cup charged. It's the territory. Y'all don't wanna march. Cemetery full of graves. I could finish what you start. Lost a milli when they sued me for a fight inside a bar. What you think of me every time that you see scar? Non giochi 3-4 giorni, comunque sei arrugginito, sei lento. All right, coming up next, a welterweight matchup between Tony Ferguson and Jorge Gamebred Masvidal. Ready. Ready to fight. Round one. Si è allenato, ma compare Brett. Io no. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the Italian. Well, he has certainly found the range and staying pretty busy here on the feet. He's being busy, but it's also the timing and the accuracy that's allowing him to land so many attacks. They're certainly getting after it early. Big, powerful punch lands. Now he gets back to range. Oh, that right hand is on point. The left punch is true, now the right hand. It's such a fast leg kick. Guarda. Whoa! What a fantastic strike to throw at the exact Bravo, right bravo, bravo. moment. He deserves this move. Go finish this fight. Oh. Oh, body kick attempt here, it's no good. Oh! Ah. Doveva essere altro il mio.
misses with the jab. Straight punch lands. Ah, Big damaging knees se here dio to the end, body. buono, se dio end. Ah, la Masvidal proprio, bella. Oh, nice grip Si è to allenato change per un the po' level. si è allenato. Working out of side control here. His opponent trying to control posture, but you got to be careful here. Oh, nicely done there as he escapes back to his feet. Changes his stance. You'll see a lot of this from this fighter. Big punch lands over the Yeah, looks a little wobbly on his feet. He's hurt bad. Non lo so fare sto cazzo di segno rispetto ancora. Oh, nice jab. Big elbow there lands. Landed a good uppercut there. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. 26 total strikes have found the mark for Jorge Gamebred Masvidal. Masvidal gets touched by that kick there. Nice connection there by Tony Ferguson. You're probably glad you never had to prepare for a fighter like this in your day. I've never seen anything like that, and I'm not sure there's anyone like that going up in the weights. Tony Ferguson, Huge strike lands there. Somehow his opponent stayed upright. I mean, he's still on his feet, but he's not up by much. That was nice strike. Ferguson's head kick is blocked. No damage there. Oh, big right hand, yes. This might be the biggest shot of this entire fight. He landed a massive hook to put his opponent on wobbly legs. Under 2 minutes now to go. He's very tricky when he throws that body kick. Great punch landed with so much power. Just missed with the left hand. Nella catena mi ingugnavo. Minute and a half to go in our opening round. Look at him working at trying to shut the liver down. Beautiful body kick lands right over the elbow. Oh! Sto forzando come uno scemo. That was landed clean. Nice body kick. Gamebred gets caught with that punch. Not the easiest guy in the world to hit, but he got caught there. Well, that body kick was there. Whoa! Back to the feet. And he lands a kick to the leg now. Pretty good work on the feet tonight by Gamebred. Oh, nice connection there with a punch, DC. Great time to land that punch. Dude's hurt. Serve him up. Go get him. Now he's on top of him looking for the finish. Herb Dean steps in. Unbelievable. Again, the winner here was Devi so giocare aggressive tutti i with his giorni. onslaught that Tutti i ultimately giorni, appeared as though the tutti i outcome giorni. was an eventuality. Anche So for the mezz'oretta al referee, giorno, sono he got to perdi protect the fighter, and I thought he did a good job of doing just elasticità that. mentale. Bruce Buffer has the official decision. Lui è migliorato sicuramente. Killers kill by who they love. Bricks and 94 in the split. You my plug. Respect that. How many you really know Mexicans? None of the Draco in the crowd. Pedestrian. And look at you. Ain't really killers. Catch your body take to get you. You crying all in your feelings. Ain't with dirt, but you ain't kill 'em. Making them type of statements. Damn, you just on the gram. Exaggeration. But squad dead and mob this. How you pull up and rob shit? Fact is you ain't ready. Then you a whole bitch. I survived them streets, I seen some cold shit. I really did. No longer speak to my partner, cause he did whole shit. No longer
for my bitch. Situation petty. I could've patched it, fixed it up, but I really wasn't ready. You think you ready for prison? You think you can stop the day, go do a 20-year sentence, huh? And keep my name out your mentions. Don't check 'em without flinching. And for Gregor. extensions, I'm ready. 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 They took LA Reef from Sony to me, that's like catching Chapo. I'm going independent to me, that's like. Coming up next, a welterweight matchup between Tony Ferguson and Conor dura. McGregor. Aquí con Oh, John. Ferguson versus McGregor. Doesn't get any bigger than this. My popcorn's ready, champ. Gonna be an interesting fight for Conor and an interesting matchup given all that Tony brings to the table. Opens with the left hand and lands flush. Oh, nice strike by McGregor there. I mean, Conor McGregor is a fantastic striker, and once again, that skill is on display. Man, he's just got a great feel for the striking realm early in this one. The timing is on point. He's doing a great job of mixing everything up. Look at him working at trying to shut the liver down. Con McGregor. Wow, sta lottando con McGregor. Because he's got his opponent hurt very bad. No, vabbè, alza, giochiamo, mi compagno di sparring, guarda. C'è anche una spalla un pochettino sminchiata. Position on the ground. He wants to take this fight back to the feet. Blocks the shot. Okay. Well, thank you. So 1 minute into this fight, and as many people expected, the action absolutely come cazzo crazy, non back and ammazza? forth. This is a Spiego full-on non brawl. ammazza. It's hard to watch a fight like this and call a fight like this because you never know when somebody's going to take that one shot that finishes the fight. Look at him drive his shin into his opponent's body with that body. Okay. Well, thank you. Ciao Antonio, grazie Mbaghe. He is all about that left kick to the body. McGregor gets caught with that punch. His chin is held up thus far. Got to shore up the defense here, though. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. Wow. Vabbè, no, non lo finire. È il mio compagno di sparring. Combattiamo. Ferguson's head kick is blocked, so no damage inflicted there. Body kick attempt here, it's no good. Just bloccata di Ferguson. So now landed for El Kukui, Tony Ferguson. Big kick land. Shows him the left and then follows it up with a right. Nice 1-2 punch there by Conor. Try to establish that jab. There we go. Just misses there with Bravo. the left. Oh! Big powerful punch land. Now he gets back to range. Good series of punches by him there. Devo stare attento però, anche se lui è mazzocato, ma sempre McGregor lui è. He's mixing it up beautifully. Wow! No, non lo finire. Giochiamo un po' a terra. A negare le Just transizioni. over 2 minutes to go in what has been a furious round one. Liver kick. Able to check that kick as well. And just like that, the fight is over. Oh mamma. What a fight! Beautiful shot to end the fight right there. It couldn't have landed much more flush than it did, and I'm not even sure the opponent saw it coming, quite frankly. So, near perfect execution on the strike that ultimately results in the KO here tonight. Niente, gli è entrato un destro assurdo. Boom. Well, hard to perform much better than he did tonight. Now we go inside the octagon. Bruce. Cosa se lo fa un'altra, una cosa da trilogy, sì, trilogy. Turns out I'm never in a drought, and from what these say, I look better in person. I'm already getting used to the
working, man, these bitches can't stop, they the regular version. Whip Sherman. Non si può cambiare. Non so se è sinistra, destra, cavolo. Light, heavyweight. Ah, vabbè. No, che mio figlio magari io. No, cambia. Thiago Santos. Va bene, due kickboxer, dai. Via che siemi marzameme. Coming up next, it's a UFC light heavyweight division collision. Martello. Accende viet. You ready? You ready? All right, so here we go with the start of round one. I can tell how Good, no? excited you are for this matchup. Seems to be a striking advantage on one side, but maybe not. This is a big-time fight. It feels like a big moment for both of these guys' careers. Who is going to be able to implement their game plan the best in this matchup between these two big-time athletes? Really making good use of his reach advantage there with that punch. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by this gentleman. Look at him whip his hip into that kick. Oh, nice. Oh my. 33 Yes, sir, it goes into the books as a first round win by KO. knockout, near perfect Scusa, execution. Brett, The technique was absolutely gorgeous, and again, when you catch a guy early, maybe you're getting him cold before he's had a chance to work up a sweat or even get into the fight a little bit. Those strikes can have a bigger effect, and it certainly did here tonight. All right, we'll take a look back at the highlights. You know we're going to find that nasty head kick somewhere in this highlight rip. Just an incredible result for him here tonight. Si è scoperto proprio nel momento in cui All right, here now, Bruce arriva per Buffer with calcio. Akidama. We can go bust, eye for eye. We can lose trust. Quite wrong. Easy put. Where you they go, we they go up. Catch my vibe. Let me go off. Blam the track. Man, it's so tough. Alright, yo, put the belly on the body, make a catch. See no watch, now she wanna give. Boy got peas, now she hopping in the pod. Donna White. Gal let my forget walk. When she want dark, told her meet me at the top. Switching lanes the other day, I seen her waiting for a bus. C'est forte. Clear sweater, diesel denim. Buy another one, my pockets No, fat like heather. Next sta row, fatiando. I don't know no better. Benzo truck, white seats, semi-leather. Agora. Never on my grind, she make it clap like I'm Busta Rhymes. I got the juice, the sauce, and all them things. I blammed her twice a night with all my bling. Big Benz, I Come drive, I Pucci, brought che? that thing. Any girl you want, they want my thing. Don't rush, slow touch, grind on white. I go country, grab and Vai. buy. Che corpo di Joe Jones. Let me go off, blam the trash. Man, it's so tough. Flood my eyes. coming up next. It's a light heavyweight matchup between Jan Błachowicz and Glover Jan Teixeira. braccia gorzkie, diciamo. Vai bracci. Well, the tension is palpable as this fight gets underway, and it'll be interesting to see how this matchup plays out. Well, he's up. Poco tranquillo, non giocare poco a poco, vai. Gioca poco a poco e chi si ricorda di Oh, he lands a huge knee to the body. Wow! Gioca poco a Back to poco the feet. chi si ricorda. Esatto. That one landed clean. Ah, se ti dico. Look at him chopping the wood. Chop the wood with those leg kicks. Get right here. Well,
eventually you know he's going to turn this defense into offense, but he's certainly doing a nice job on the defensive end this way. They talk about the feeling Oh, out you go. process. He's You go. getting his opponent's timing. Now he's blocking everything. Expect counters as we go forward. Whiffs on the right hand. Nice connection Aye. with a punch Aye. there. It's hard to recall a time in the past that his boxing looked this sharp. He's never looked this good. Right. Comes There you Sock go. out of the There shoot you go. here. How about that chin? Oh, that's all. Oh! Oh, but no. He needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Oh, nice job to reverse position on the ground. No, It potevo was giocare in bad, terra, noi but allenavamo now un it's po' con not te, so bad. vai. What a fantastic sweep. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice. Di nuovo. It's over. It's over. Di nuovo, no Maria, Reggio He got him. Guttao. What a performance. Yes, sir, it goes into the books as a Guttao. first No, round vai. win by knockout. Near perfect execution. The technique was absolutely Ok, gorgeous. And adesso again, when you catch a guy early, gioca poi maybe che get dei the goal Pellegrini, before ma he's io had a lo, chance cioè, to lo faccio work up apposta, a ti sweat or vado even dritto get col into the fight a diretto, little bello bit. mi Those allungo strikes can have a e spero bigger che tu effect, ti and it scopri certainly did here perché tonight. ti aspetti magari dopo una pedata alla pancia e ti scopri la testa. Però 2 KO clean così. Ti scrivo. Magari no, ma manca il messaggio gli arriva, mi sa. Devo comprarmi la tastiera, non si legge più un cazzo. Già che è over, eh? Sto cazzo. Due dritti in testa al primo round. Dai, però mi dispiace però. Sarei mollata così. Grazie invito. Con questo a volte abbiamo giocato, ma non mi ricordo. Vabbè dai, faccio incontro veloce. Amazing, ain't it? How you made it and didn't fake it. Life's a disguise, the truth is butt naked. Used to be a time I see it and I say it. Now I understand that woke folks is playing. Ain't no revolution, it's televised and digitized. You've been hypnotized and Twitterized by silly guys. Due to the evening news, make sure you ill-advised. Got you celebrating the generators of genocide. Any good deed is palm punished and penalized. Rulers of the world is sliced it up like a dinner pie. Race in a nation told you to identify. Take false pride. Non c'è Khabib. Grazie. Questo è forte, non è un coglione. Aveva belle medagliette. It is a lightweight bout between Tony Ferguson and Khabib Nurmagomedov. All right, so here we go, round one, Khabib Nurmagomedov versus Tony Ferguson. I remember after Tony Ferguson was Edson Barboza, that's the first time they tried to put this fight together. 5 years ago, they locked the door behind them. It's going to be a fantastic fight. You have two of the most skilled fighters in the division, but also Infatti, ho cominciato a fare quello che deve fare. nice.
Lascio che paga, che indietro un attimo, non paga. Perché sto fatto... Well, we told you off the top he had the reach advantage, and you Che saw it cazzo, right vai, there with that smettila. punch. And now he's got that tie clinch. We'll see what he can do with it. Che giochi proprio Look la at the Khabib skip tu. action that allows you to land that big knee. Che bastardo. Ha tirato a terra, non mi ha fatto consumare. This might just be a matter of time. Ha fatto consumare tutta la stamina. Quello è il problema più che altro. Don't panic, don't panic. The sheer will is really remarkable to watch. Non mi vuole fare alzare, giustamente. E io sono senza stamina. Qua è più difficile, ascolta. Ho sbagliato l'atterramento, e basta. Prendevo l'atterramento. You gotta recognize that when a guy starts to put his feet on your hips, you gotta move him off, and you gotta cover. You can't be off to an angle. Ma ce l'ho fatta, forse uscire. Sì. Somehow stays in the fight. All right, full guard here, DC. We'll see how soon he tries to pass. Well, he needs to be passing immediately. In the full guard is where you are in most danger as a top fighter because they have all of their own. You gotta watch him attacking submissions. Sa giocare a terra. To try to get a triangle choke here. A giocare a terra e non ci molla. Questo sa giocare a terra e non ci molla. Getting tighter. Si vedeva dalle medagliette che aveva. All right, right into side control here, DC. Biggest difference between half guard and side control. Well, side control to me feels like a little bit less control because now my legs aren't really doing anything anymore. Now I'm controlling you with my upper body. So I've got to be very, very aware. It's still advantageous, but it just seems a little more free-flowing than having something like a half guard. That horn sounds means we have reached the end of round one. All right, let us look back at some of the action from that previous round. DC punches in bunches. I mean, over and over, he landed that big punch. And every time he landed it, he got the reaction that he was looking for. His opponent really did start to take notice every time he was loading that strike up. Take a deep breath. Breathe. In through that nose, out through that mouth. All right, good. Listen. All right, here we go with our second 5 minutes now. Round two. Tony Ferguson and Khabib Nurmagomedov. Massive head kick. Perché non usi il luogo, per esempio? Perché non usi il luogo? Much improved defensively as he blocks the shot. And he landed the right hand there. Throws a big right hand, but doesn't find its home. Mi ha fatto incampare. Not there. Bello, bravo. Oh, and he connects there. Piaciuta? Piaciuta? I mean, the fight is going to be over. I can't believe he's still standing. That shot. No, a te che mi ha Now portato. going to the judo throw, and he ends up in side control. A lot of options for him here. Yeah, he can't go Oh, ground and pound, or he what can did I take submission. All right, he continues to bully his opponent here, really manhandling him on the ground. Ferguson gets up, he is back on the feet. Looked like he was in a submissive state on the ground, but he worked hard there to get back to the feet. Well, he's been pretty accurate tonight. He's landed some significant strikes, but his corner's looking for him to mix it up a little bit more and just throw more volume. Because they don't see too much of a threat. This guy has to have confidence in knowing that when he expends his combinations, he's still safe, but he's also going to be able to land. He's got to be finding that confidence in his mind that all the reps in the training room are going to pay off. So 33 total strikes to now land. Mi sono fatto fregare. Mi sono fatto fregare. He's got his opponent hurt very bad. Oh, nice combination. Oh, he might be out. Ora sei scemo. No! Vai. Perché non gli si butta? Mi ha seccato stavolta, mi ha seccato.
mi ha seccato stavolta. Oh, worked hard to get up Guarda, again, siamo in but piedi, he siamo. looks like he's compromised. Guarda che siamo in piedi. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. Vai con Mazzammo. Beautiful diving strike land. No, ci siamo fatti fottere sul secondo Now punto. it's his mount. Doveva essere tutto. Ragazzi, He's porta trying to qui control a posture here. Now sottomissione che trying to vuole hip portare. escape. He's just trying to move out of this position off the bottom. All right, well, both fighters pretty comfortable on the ground, DC, but you got to be very careful hanging out here for too long Non if ci you're fa his alzare. opponent. Oh, his opponent squirming like a fish out of water now. The ground and pound is on point. This could very well be the beginning of the end. This could be the beginning of the end. We've seen some really good ground and pound fighters. This young man is as good as any we've ever seen. Pretty good work with the ground and pound here by Nurmagomedov. Abbiamo resistito. All right, so there's the end of the round, and on one side, thrill, on the other, agony after that knockdown. Yeah, he was able to really damage him with that big punch. Peccato perché il You ground see and the pound hands, finale io lo the potevo speed, finire se non how sbagliavo sharp quel he is, pugno dritto. how technical he is. It allows him to land in spots where his opponent is winging punches. Great strike landed, great punch Forse il landed, round è put his mio, no? opponent down. Se il terzo me lo gioco bene ce la potrei pure fare. Listen, you lost that last round. Però mi faccio buttare KO. And we are back for our third and final round. No? Ok. Oh, lands another beautiful strike to the body, really starting to connect at will when it comes to... Vai. Vai con Mazzammo stavolta. Dude's hurt. Serve him up. Go get him. Vai con Mazzammo stavolta. Oh, he got it back. Pretty good work with the strikes here off of his back by Vai con Nurmagomedov. Mazzammo stavolta. All right, stacked guard here, DC. The feeder on the hips. What does that mean? I mean that he's out. He's out. Vai con The moment Mazzammo you get the stavolta. feet on the hips, all he's got to do now is just straight leg. He's got to kick and push, because how is the opponent going to stop him from just elevating him? This is a grown man. You let him get both feet. Ah no, dai. Gli tiro un uppercut di quello e mi butto via a terra. Dai, non ci Back to più. the feet. No. Questo a terra mi deve buttare sto. Now goes in and secures the takedown. Ma lui ora fa la resistenza in terra e io no. Cavolo, quanto è forte quel terra. Well, hard to win fights in mixed martial arts from the bottom, but nice work here in that position by Ferguson. Well, he continues to manhandle him here on the ground. How about the speed on that reversal there? I mean, I know you can get out of some bad spots, but not with that type of speed. You cannot allow him to get leverage on the bottom. What a sweep. È forte a terra. Well, there are few things more Forte a fun to terra. watch in mixed martial arts than these type of transitions and molto scrambles forte on a the terra. ground. High-level grappling can really be Come entertaining. Zagano. 2 minutes and change to go in our third and Se ci final round. alziamo abbiamo possibilità di vincere. Sempre la stessa cosa. All right, so inside the open guard of his opponent, you got to be careful playing around for too long here on the ground with this guy. Senza resistenza sono. He jumps on a headlock. We call this in wrestling just a headlock. And if you're not careful, you can get stuck in an arm triangle. Watch triangle, watch triangle. All right, so he postures up. Nicely done. Less than a minute now to go in the round. Now the hammer fist here by Nurmagomedov. Man, this is some serious ground and pound. He's trying to put this dude's head like through the canvas. He's one of the better ground and pound fighters we have in the entire UFC, and you're seeing why. Lands with the ground and pound here. Fammi uscire di qua. 20 Me la seconds vince ai to punti go in the ormai. fight. Me la vince ai punti. Se non me la vince in altro modo me la vince ai Oh, and punti. that is it. Referee has seen enough, and maybe so have we. Your winner by TKO. That was a great performance. Way to land those strikes and go and molto chase più down the forte di me finish a te, when you get an opportunity.
get you some replays now. Certainly a lot for a replay guy. Oh, now go inside the octagon where vabbè, 30-27 fine. Un round mi avevano dato, era manco il secondo. Stordimenti 2 knockdown, va bene. Emotional, yeah. Vabbè, ci fermiamo qua. Buona snooches.